ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Iniziamo con la cronaca. Avrebbe perfino tentato di far prostituire la moglie pur di racimolare soldi per ubriacarsi. È l'ennesima storia di maltrattamenti in famiglia. Siamo a Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. Vittima la donna, ma anche la figlia di 31 anni. Continue violenze fisiche e psicologiche finite finalmente con l'intervento dei carabinieri. Nella zona Cibali invece la polizia interviene perché chiamata dalla donna che si ritrova in casa l'ex compagno violento. Sfruttando l'ingresso di un operaio si era introdotto nell'appartamento. Temendo per la propria incolumità ha chiesto aiuto. Domani ricorre la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ma i casi che vi raccontiamo sono ancora troppo elevati. È di natura dolosa l'incendio dell'automobile di un bracciante agricolo di Licata in provincia di Agrigento. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili e capire il movente. Contagi e ospedalizzazioni in aumento in Sicilia nella settimana dal 14 al 20 novembre, secondo i dati dell'ultimo bollettino Covid-19 del Dipartimento ASOE della Regione. I nuovi positivi sono stati 10.839, il 7,65% in più rispetto alla settimana precedente. Enna, Trapani e Catania le province con più casi. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.